Salve, tifosi del Napoli! Sono qui ancora una volta per portarvi gli ultimi aggiornamenti sul futuro del nostro amato club. Come sempre, stiamo lavorando duramente per migliorare e raggiungere grandi risultati per rendere orgogliosi i nostri tifosi. Prima di immergerci nelle emozionanti notizie di oggi, ricordatevi di cliccare sul pulsante mi piace e di iscrivervi al nostro canale per continuare a crescere insieme. Oggi ho delle notizie esclusive sulla ricerca del nuovo allenatore del Napoli. Mercato Napoli, anche se i nomi di Gasperini e Pioli sono attualmente in pole position, il percorso Conte-Napoli per un nuovo allenatore non è assolutamente concluso ieri sera. A 7 gol sulla pista Conte-Napoli, il giornalista Armando Areniello ha dichiarato: Antonio Conte e il Napoli sembrano sempre più vicini. L'entourage del tecnico e il club partenopeo avrebbero trovato una bozza di accordo per un contratto biennale con opzione per il terzo anno da 7 milioni più bonus. Sono stati stanziati anche i fondi per il prossimo mercato trasferimenti, che ammonteranno a 150 milioni di euro, ovviamente comprensivi del ricavato della cessione di Osimhen. Sul nigeriano è forte l'interesse del Chelsea, che potrebbe inserire nell'affare anche Lukaku, non a caso pupillo di Lukaku. Con voi. Potrebbero esserci molti cambiamenti anche in altri reparti, ma tutto è in divenire e molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno in sede. Lobotka è molto richiesto in tutta Europa e se verrà ceduto, occhio a Ederson e Thuram. Ovviamente, fino alla firma del contratto sappiamo quanto il calcio possa essere imprevedibile e nascondere mille trappole. Ma il Napoli e Conte sono molto vicini, ora si tratta di definire un corteggiamento che va avanti da mesi. Siete d'accordo con la preferenza di Conte o preferireste un'opzione diversa? Lasciate un commento qui sotto e discutiamo insieme del futuro del nostro club. Non dimenticate di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi per ricevere ulteriori aggiornamenti sul Napoli. Continuiamo a sostenere e a fare il tifo per la nostra squadra per ottenere grandi risultati. Forza Napoli, sempre! Grazie per averci seguito e aspettiamo i vostri commenti. Alla prossima, Forza Napoli!